Ok carioni, adesso ti mostro il mio nuovo video. Questo è il settore primario. La prima sezione è estrazione di minerali, la seconda è agricoltura, in cui l'uomo coltiva i campi per ottenere cibo e materie prime, e allevamento. E l'uomo alleva gli animali per ottenere cibo e materie prime. Silvicoltura è un'attività che svolge l'uomo per controllare la crescita di una foresta per produrre legname. Pesca. L'uomo pesca, alleva i pesci e poi li vende, sì, non vende i fruttoli come pesca. Mouse, ecco, ti ho detto di non sparire mouse. E adesso l'agricoltura. 1. È un'attività che svolge l'uomo. 2. L'uomo lavora il terreno per produrre cibo e materie ricavate da risorse naturali, minerali, legno, petrolio e cotone. 3. L'uomo che si vede i piante da coltivare. Per produrre di più si usano macchine agricole. Lavorazione del terreno. 1. Messa cura, l'uomo prepara i terreni che non sono mai stati coltivati. Toglie i sassi e le pietre, spiana la terra e rompe i grossi pezzi di terra. 2. Lavoratori preparatori servono per girare la parte superficiale della terra. Prima si gira profondamente la terra, poi si rompe la terra in pezzi e ora di nuovo la terra. Questo me rompe la terra, sì, sto rompendo il cavolo ma non è rotto per fortuna. 3. Coltivazione. Lavori fatti dopo la semina. Mettere la terra intorno alle piante per cogliere l'erba. Mm. Irrigazione. Portare acqua alle piante se non basta la pioggia. Continuazione. Gara il terreno. Le sostanze nutritive che servono per nutrire e far crescere la pianta. Rivoluzione verde è un gran cambiamento avvenuto in agricoltura dei incredivo, 900, alcune volte faccio fatica con l'italiano, ma adesso continuiamo per produrre più cibo e sfamare più persone. Si iniziarono a usare semi speciali più resistenti, molti fertilizzanti per far crescere più velocemente le piante, pesticidi per far eliminare insetti e malattie. Sì, mi sono solo pulito l'occhio come sempre. Per fortuna che io non uso le lenti, ma gli occhiali. Se usavo le lenti era più difficile grattare gli occhi. Continuiamo. Macchine agricole e sistemi di irrigazione per coltivare grandi terreni in poco tempo. Le macchine agricole sono macchine grandi e potenti che aiutano gli agricoltori a lavorare nei campi in modo più veloce e con meno fatica. Sono macchine da lavoro che fanno quello che una volta si faceva a mano con gli animali. Si usano per preparare la terra. Arano e smuovono il terreno prima di piantare. Avevo quasi detto cuono. Seminare. Mettono i semi nel terreno in modo ordinato e veloce. Irrigare. Portano l'acqua alle piante quando serve. Proteggere le piante. Spruzzano prodotti per difendere da insetti e malattie. Raccoglie i prodotti, rappresentato da un emoji di mais. Avevo quasi detto mouse in cui significa coppo in inglese. Raccolgono grano, mouse e frutta e verdura quando sono pronti, sì. Portano anche i topi da sporcare. Spostano il raccolto dal campo al magazzino
Ecco, cari ogni, il video è finito e per gli ogni nuovi, quelli che non hanno iscritto al canale, mettete un like a ogni video e short e scrivete dei commenti ai video e short e cliccate come sempre la campanellina per trovare sorprese, perché io voglio 100 iscritti per sconfiggere i Mega Minions. Fine.